Ecco nelle immagini in time-lapse di Google Earth l'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada dal 1984 ad oggi. Il video è il compendio di un'intervista online rilasciata da un glaciologo del CNR di Trieste ai quotidiani del gruppo Gedi e racconta ciò che drammaticamente è sotto gli occhi di tutti. Il ghiacciaio della Marmolada, così come l'80% dei ghiacciai nel mondo, entro la fine di questo secolo scompariranno completamente. La stima è del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che nel suo ultimo rapporto punta il dito sulla causa principale, cioè i gas serra che alimentano il riscaldamento globale. I ghiacciai sono la memoria storica del nostro pianeta. Gli studi dei ricercatori ricostruiscono attraverso i carotaggi cosa succedeva nell'atmosfera in un momento storico. In Antartide si può risalire a 1,5 milioni di anni fa. Con i carotaggi nei ghiacciai alpini si arriva a decine di migliaia di anni fa. L'analisi è oggettiva e le iniziative volte a conservare questa memoria sono numerose in tutto il mondo. Il progetto internazionale più importante per salvare i ghiacciai che riguarda il nostro paese si chiama Ice Memory. È svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Università Ca' Foscari, ha l'obiettivo di recuperare i carotaggi dei ghiacciai a rischio, come quello della Marmolada, per conservarli in un frigorifero gigante naturale che si sta predisponendo in Antartide. La tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio deve essere da monito. Anche noi come i ghiacciai possiamo ergerci a sentinelle perché i cambiamenti anche nel mondo dell'informazione partono dalle persone e non dai processi, in attesa di politiche che devono svolgere un ruolo a beneficio di quanti abitano oggi il pianeta e di coloro che lo abiteranno domani.